Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti. Siamo in diretta come sempre, come ogni giorno, per raccontarvi le notizie del nostro territorio. In apertura purtroppo la tragedia è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio a Venezia, dove è morta una giovane di 17 anni che è caduta da un catamarano, ma ce ne parla in diretta per noi proprio da Venezia il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buona domenica a te e ai nostri telespettatori, anche se a Venezia non è proprio una domenica buona, anzi la tragedia di ieri sera intorno alle 18:40 ha sconvolto tutta la comunità veneziana. È morta una ragazza di 17enne, Anna Chiti. Lo avevamo già preannunciato la tragedia ieri sera in coda al TG di Treviso, non si sapeva ancora l'identità. L'incidente si è verificato purtroppo a bordo di un catamarano dove a quanto pare era in corso una festa privata. Anna Chiti, originaria residente nella terraferma di Venezia, pare a Campalto, anche se le notizie che abbiamo sono ancora frammentarie, era componente dell'equipaggio ed è scivolata. Una tragedia, è stata veramente una scena, hanno detto i primi soccorritori alla Capitaneria di Porto, agghiacciante, perché a quanto pare, anche se i rilievi sono ancora in corso e ci prolungheranno per tutta la giornata di oggi e probabilmente anche nei prossimi giorni, a quanto pare che la ragazza è rimasta impigliata e nell'elica non è riuscita a liberarsi. Le persone che erano a bordo hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono stati tempestivi, anche se purtroppo non c'è stato nulla da fare. È intervenuto anche l'elicottero del 115 e dei vigili del fuoco con i sommozzatori che in circa un minuto da quando si sono calati sott'acqua i sommozzatori per recuperare il corpo sono riusciti a recuperare. Purtroppo a quanto abbiamo appreso le lesioni erano già gravissime, non c'è stato più nulla da fare. La povera ragazza è morta, possiamo dire, sul colpo o nel giro di pochissimi istanti, in quanto poi quando il corpo è stato recuperato i sanitari hanno cercato in tutti i modi di praticare le manovre di rianimazione, ma non c'è stato, ahimè, nulla da fare. La Marina di Sant'Elena è una zona anche tranquilla, ieri le condizioni meteo marine erano tranquille, quindi non si sa come possa essere avvenuta una cosa di questo genere. La ragazza comunque è scivolata purtroppo in acqua e nonostante in circa 7-8 minuti dalla chiamata i vigili del fuoco fossero già sul posto, non c'è stato nulla da fare. Oggi peraltro a Venezia, proprio qui a pochi passi da dove si è consumata la tragedia, era anche ed è stata celebrata la festa di Sant'Elena, ovviamente una festa di Sant'Elena che è stata ricordata, ma che questa tragedia ha, possiamo dire, anche cancellato nelle sue ovviamente manifestazioni di gioia. Ora il pensiero va ovviamente alla famiglia, a tutti i parenti e gli affetti di questa ragazza che a quanto pare era al suo primo o comunque ai primissimi giorni di lavoro. Queste le notizie che abbiamo potuto raccogliere. A breve conto anche di poter mandare, Daniela, se sei d'accordo, delle immagini eventualmente qui della zona. Non so se tu abbia domande dallo studio. No, grazie davvero, grazie Lorenzo. Ovviamente torneremo a parlare di questa tragedia non solo nel corso di questa edizione, ma anche nel corso del nostro telegiornale di Treviso a partire dalle 19:30. Lorenzo, ovviamente per qualsiasi notizia noi ti cediamo nuovamente la linea, grazie davvero. Ora cambiamo argomento, ci colleghiamo subito, perché lo vedo nello schermo, il comandante della Polizia Locale di Treviso, Patrick Antonello. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Purtroppo abbiamo aperto con una tragedia di cui non vorremmo mai parlare, ma purtroppo una tragedia che ha davvero scioccato tutta Venezia.
Invece insomma parliamo di un argomento invece insomma un po' più leggero, che è quello della DJ Ten che ha invaso davvero in maniera pacifica Treviso. Abbiamo visto anche delle immagini bellissime. Da un punto di vista di sicurezza, come è andata sia ieri sera che questa mattina tutto diciamo Treviso è riuscita a sopportare questa invasione? Sì, assolutamente sì, devo dire che è andato tutto davvero molto bene, sia diciamo il pre-evento nella serata di ieri sera, sia la giornata odierna che ha visto diciamo una importantissima presenza di persone, si parla appunto di oltre 15.000 persone, per cui un numero importante anche dal punto di vista della gestione della sicurezza. Un bel evento, devo dire, comunque, e ad onor del vero sono stato fino a pochi minuti fa anch'io diciamo in servizio presso le vie e le strade in cui partecipavano a questo evento le persone, e devo dire che ho visto veramente i volti, gli sguardi dei partecipanti, dei cittadini davvero divertiti, sembrava effettivamente più una festa, quindi una giornata molto, molto piacevole. Anche dal punto di vista meteo evidentemente siamo stati particolarmente fortunati, le persone erano davvero moltissime oggi. Ecco, e ovviamente i controlli che continueranno per tutta la giornata, insomma, ovviamente per garantire che insomma, questa manifestazione si svolga in maniera tranquilla. Sì, certamente, e i servizi continueranno e mi permette anche di ringraziare tutte le forze di polizia che stanno gestendo questo evento e che sono in campo, ma anche chi gestisce i soccorsi, quindi è disponibile in questo senso, quindi su M118, e anche ovviamente i volontari che sono stati certamente molto preziosi per la gestione anche delle cose diciamo un po' più semplici, ma sicuramente sempre importanti per una buona riuscita di un evento di una portata simile. Ecco, l'appello, comandante, è quello ovviamente per qualsiasi tipo di problema ci fosse, eventuale, si spera di no, insomma di allertare immediatamente le forze dell'ordine in modo che tutto venga insomma arginato nel più breve tempo possibile. Sì, assolutamente è corretto quello che sta dicendo. Possono chiamare i numeri di emergenza qualora vi fossero delle necessità di qualsiasi tipo. Comunque il territorio è ben presidiato, quindi devo dire che eventuali situazioni critiche potrebbero essere intercettate molto rapidamente e evidentemente anche risolte. Quindi siamo assolutamente consapevoli, diciamo, dell'importanza che deriva dalla gestione di un evento di questa portata, ma allo stesso tempo l'evento sta continuando nel migliore dei modi, quindi con tutti i presupposti che erano stati messi sul tavolo li stiamo rispettando e stiamo garantendo una buona riuscita. Come forze siete in tanti lì? Adesso mi è venuta la domanda. Diciamo che noi come Polizia Locale abbiamo circa 30 operatori presenti che sono a vario, diciamo, si muovono in diversi modi, a piedi piuttosto che in moto, in auto, anche chi in bicicletta, quindi a seconda dei punti che è necessario raggiungere siamo in grado di farlo in maniera capillare. E quindi avere una trentina di persone di domenica mattina è sicuramente stato molto molto utile, quindi ringrazio anche tutti i colleghi in questo senso. Poi ovviamente ci siamo visti fino a poco fa, ci sono appunto, ricordo, anche le altre forze di polizia in campo, e quindi certamente c'è una sinergia che in qualche modo ci caratterizza ormai da tempo, e su questo riusciamo a fare davvero dei bei lavori. Ecco, comandante, noi abbiamo parlato prima del fatto che oggi c'è il sole e insomma si sta anche avvicinando l'estate e siamo insomma anche addirittura d'arrivo con le scuole, insomma molte chiuderanno a breve e insomma sicuramente la preoccupazione è quella insomma di un'invasione, si spera sempre pacifica, di giovani anche dai vari comuni nella città. Abbiamo visto insomma qualche volta ci sono state delle problematiche. Da questo punto di vista avete pensato di rafforzare i controlli proprio in vista della chiusura delle scuole?
Allora, la chiusura delle scuole rappresenta anche lì un momento evidentemente di festa, non solo per i ragazzi, ma in genere per le famiglie, perché si comincia a pensare un po' di più alle vacanze. E questo fa sì che comunque tante persone comincino effettivamente a muoversi verso luoghi di villeggiatura, ma comunque per chi decide di rimanere avrà sicuramente, diciamo, una buona offerta. In questo senso, per quanto ci riguarda e per i nostri servizi, noi cercheremo di mantenere un alto livello di presenza sul territorio, in particolare magari in alcune zone che vanno maggiormente presidiate, ma senza patemi d'animo particolari. Sicuramente diciamo, l'estate, grazie alla bella stagione, come si usa dire, porterà sicuramente la gente ad essere anche più così spensierata e non necessariamente stressata da altre cose, per cui non credo che ci siano situazioni particolari. Qualora ve ne fossero, le gestiremo puntualmente come facciamo sempre. Anche se ci sono comunque delle zone che rimangono un po' leggermente più a rischio rispetto ad altre di Treviso. Ma allora non le definirei a rischio, ma semplicemente di passaggio, di numeri importanti di persone, quindi dove ci sono tante persone ci sono anche diciamo situazioni che possono essere diverse, e sono quelle che comunque riusciamo a gestire puntualmente, e su questo siamo impegnati, lo sappiamo, lo sapete, ogni giorno, e con credo anche dei buoni risultati di presidio a garanzia appunto della sicurezza della cittadinanza. Comunque, come ha detto lei prima, qualora ci fossero delle segnalazioni da fare per eventuali criticità che dovessero essere notate dagli utenti, noi riteniamo che gli utenti siano davvero una sentinella sul territorio, a noi molto utile, e quindi l'integrazione con loro e il dialogo per noi è fondamentale. L'abbiamo sempre detto, lo ribadiremo costantemente, e quindi siamo a disposizione del cittadino. Ecco, fra l'altro, comandante, insomma, rispetto al passato dove ci sono stati più problematiche, più magari risse fra giovanissimi, non lo voglio dire a voce alta, però insomma diciamo che questo periodo sta andando meglio da questo punto di vista. Io parlo di Treviso città, ecco. Ma direi che sì, non ci sono stati problemi particolari dal mio punto di vista, quindi penso che sia anche frutto della presenza capillare che abbiamo nel territorio e che è evidentemente nota e riconoscibile da chiunque. Il presidio, che è fatto però non solo, attenzione, dalle forze di polizia, ma anche dal cittadino, anzi forse soprattutto dal cittadino. Il cittadino che vive la quotidianità, le proprie le zone in cui vive, le condivide con altri, secondo me sono un elemento importante per far sì che il territorio sia sempre ordinato. E qualora appunto il cittadino si trovasse in una condizione particolare, non fa altro che appoggiarsi eventualmente a noi. E fra l'altro, insomma, comandante, è anche da dire che insomma, Treviso è ben videosorvegliata, quindi insomma anche questo aiuta. Sì, sicuramente, grazie ad importanti investimenti e decisioni prese da questa amministrazione e da amministrazioni precedenti, diciamo la videosorveglianza è capillare, e quindi possiamo contare davvero su un ottimo sguardo su tutta la città, e riusciamo a raggiungere davvero punti che, grazie anche a delle ottiche, a dei sistemi dal punto di vista tecnologico che consistono in possibilità di vedere chiaramente, zoomare, cercare situazioni o persone, riusciamo davvero ad avere un bello sguardo, senza per forza essere presenti su quel punto, ma grazie a una centrale operativa sempre attenta, nei momenti in cui fosse la necessità di alzare le antenne su determinati luoghi siamo in grado di farlo.
intervenendo diciamo in prima battuta noi e, se del caso, condividere l'informazione con le altre forze di polizia, chiedendo un intervento da parte loro qualora noi fossimo già impegnati in altre situazioni. E devo dire appunto che lo scambio informativo è fondamentale, come accennavo prima, con le forze dell'ordine. Tra l'altro, come state chiudendo, insomma, sarà un'estate comunque anche ricca di iniziative, di eventi molto belli a Treviso, e questo insomma vi vedrà assolutamente impegnati in prima fila, insomma. Sì, sicuramente lo saremo. E su questo ci aggiorneremo probabilmente a breve, insomma. Mondati, io la ringrazio davvero, le auguro una buona domenica e anche un buon lavoro. Grazie, buona domenica a voi e a tutti i telespettatori. Grazie davvero. Noi andiamo avanti con questa nostra prima edizione con la caccia ai rapinatori che l'altro pomeriggio hanno fatto irruzione al Tigotà di Paese. Spunta un frame della fuga dei delinquenti, erano incappucciati di bianco come dei penitenti, forse è la stessa banda che a inizio anno aveva colpito in altri market della Marca, compreso San Vito di Altivole. Vestiti di bianco con quella che sembra una sorta di tunica e a coprire il volto più che un passamontagna un cappuccio che ricorda quello dei penitenti, con 2 fessure per gli occhi. Chi ha visto i rapinatori all'opera fa riferimento agli indumenti utilizzati dal Ku Klux Klan. Anche per questo non sarà facile individuare i banditi che hanno fatto irruzione al Tigotà di Paese in pieno giorno, facendosi consegnare parte dell'incasso, circa 500 euro, puntando addosso alla commessa che si trovava alla cassa un'arma lunga, forse un fucile mitragliatore, difficile dire se giocattolo o meno. Nel negozio anche dei clienti e altre 2 commesse che stavano operando nei reparti sul retro. Questo il frame catturato da un telefonino mentre i delinquenti si davano la fuga a bordo della Ford Focus trovata poco dopo il colpo nelle vicinanze dell'hotel BHR. È qui che i carabinieri stanno acquisendo tutte le informazioni necessarie, comprese le immagini della videosorveglianza. Saranno utili anche gli occhi elettronici privati per capire la traiettoria di fuga ed eventuali passi falsi. La commessa, costretta a consegnare l'incasso, si trova a casa per qualche giorno di riposo. È abbastanza provata dall'accaduto, mentre dalle scorse ore all'interno del negozio si è potenziata la vigilanza. Per qualche giorno sarò qui, visto la situazione e quello che è successo, per dare un po' di conforto, un po' di sicurezza alle ragazze. Sono tutte ragazze molto giovani, sono rimaste abbastanza impaurite dalla situazione e quindi siamo qui per questo. Ora è il momento delle indagini. Una delle ipotesi investigative prevalenti è che a colpire sia stata la stessa banda che a metà aprile aveva rapinato il vicino INS, ma sullo sfondo ci sono anche le rapine avvenute tra fine 2024 e inizio anno, come quella al Prix di via Castellana a Treviso o al CRAI di San Vito di Altivole. Anche in quest'ultimo caso, ad esempio, i delinquenti erano vestiti di bianco con coprivolto chiari e avevano con sé un'arma lunga. Fuori dal Tigotà non si parla d'altro. Un cliente, Ivan da Zero Branco, ricorda la valenza del controllo di vicinato e l'importanza di condividere le informazioni con le forze dell'ordine. Con tutti i social che ci sono, WhatsApp, Facebook, Instagram, adesso è facile muovere un bel po' di gente se si ha l'intento di fare qualcosa di buono, insomma. Più controlli, questo è importante per la nostra sicurezza e tutto. Rimaniamo nel Trevigiano, sono rimasta scioccata, parla Alessia Gallina, l'imprenditrice che l'altra mattina ha assistito al pestaggio di una giovanissima a Montebelluna da parte di una coetanea. Qui come altrove preoccupa la violenza tra giovani, le risse ormai sono una regola, ci dice la mamma. Parliamo di qualche anno fa, mio figlio adesso ha 18 anni e sì. È stato uno shock perché ci si chiede sempre se magari solo invece che difendere mio figlio una parola in più per questo ragazzo, perché ragazzi in evidente stato di bisogno e di solitudine, però poi uno pensa a proteggere il proprio e invece bisognerebbe pensare ad educare anche gli altri, aiutarci
aiutarci. Di fronte all'omicidio di Castelfranco, Francesca Donzelli ha riavvolto il nastro dei ricordi, tornando a quando suo figlio frequentava la prima media a Montebelluna ed era finito nel mirino di due bulli. Uno di loro era proprio Badr Rouaji, il 19enne oggi in carcere con l'accusa di aver ucciso all'esterno del Praia Loca il 20enne Lorenzo Cristea. La signora Francesca parla da mamma, ma anche da operatrice sociosanitaria nel mondo delle disabilità. All'epoca la donna sfidò a viso aperto i bulli del figlio, semplicemente parlando loro. Che io non potevo andare a lavorare e pensare a ogni mezzogiorno, a ogni una all'uscita da scuola che mio figlio tornasse a casa picchiato o strattonato. Quindi gli ho dato il mio numero di telefono. E gli ho detto: se avete problemi con mio figlio chiamate me, vi assicuro che tutto quello che io provvederò contro mio figlio non sarà quello che fate voi. Quindi se avete dei problemi parlate con me. Non hanno smesso di fare i bulli, hanno smesso di prendersela con mio figlio però. Il bullo di suo figlio era Badr? Sì. E lei lo aveva affrontato? Lo avevo affrontato e mi sono trovata davanti un ragazzino che con me non ha fatto il bullo, tutto sommato dispiaciuto per l'accaduto, che con me si è scusato. Poi è cresciuto, sono passati tanti anni, io non so cos'è, però io posso garantire che era un ragazzino. Un ragazzino come tanti, aggiunge Francesca, che non vuole trovare giustificazioni, soltanto spiegazioni. Quello sguardo, dopo la mattanza di Castelfranco, le è ritornato alla mente come un lampo, un tuffo indietro di 7-8 anni, con tutto il suo carico di sensazioni e domande. Io l'ho guardato occhi negli occhi e a quel tempo non era un assassino. Questo ragazzo poteva essere recuperato? Io sono sicura di sì, e allora magari non sarebbe diventato, non lo so, la migliore delle persone, però forse se si fosse potuto lavorare proprio su un discorso empatico. Questi ragazzi vivono, adesso senza voler condannare la musica trap o tutte le abitudini, però quando crescono in un'epoca dove essere empatici, dove prendere le difese dei più deboli ti fa diventare un povero sfigato, perché quello che conta è lo spaccio, fumarsi la canna, avere di fianco la bitch. Bisogna insegnargli che essere delle brave persone non è da sfigati, perché forse non lo sanno. Questo era il servizio riferito all'omicidio di Castelfranco, a Badr Rouaji, il 19enne che è in carcere con l'accusa di omicidio, tentato omicidio e rissa aggravata, e questa era la mamma di un giovane che era stato proprio bullizzato da questo ragazzo ora arrestato, e che ha detto una cosa importante. Dice: lo avevo affrontato, davanti ai miei occhi c'era un ragazzino che poteva essere recuperato, non un assassino. Queste le parole di questa mamma. E invece parliamo anche, ci spostiamo a Montebelluna, dove lo avevo annunciato prima, parliamo con Alessia Gallina, che è un'imprenditrice che ha assistito al pestaggio di una giovanissima a Montebelluna da parte di una coetanea. C'erano queste due ragazze sui 16 anni, dove una ragazza appunto picchiava e l'altra rimaneva totalmente impassibile alla cosa. Una violenza cieca, una vera e propria furia. Così Alessia Gallina, imprenditrice a Montebelluna, ripercorre quanto successo di prima mattina in piazza Oberkochen. Sono le 8, le protagoniste sono due giovanissime, non più di 15-16 anni. Calci, pugni, dopo a un certo punto siamo riusciti comunque a dividere le ragazze. La ragazza che picchiava appunto si è addirittura messa a piangere, sono stati appunto poi chiamati i carabinieri, nel mentre però le ragazze si sono dileguate. Erano delle studentesse perché comunque avevano anche gli zaini, quindi l'orario era quello scolastico. Un episodio scioccante, lo definisce la giovane imprenditrice, che ha voluto condividere la storia perché dice la violenza giovanile è in aumento anche a Montebelluna. Purtroppo sì. Nel senso che addirittura una mia amica l'altro giorno è capitato che in piazza lei doveva arrivare per parcheggiare per andare a lavorare, c'erano questi 3 ragazzini in mezzo alla strada, lei ovviamente andava a passo d'uomo, nel mentre loro si sono spostati, quindi lei ha cercato di superarli, hanno iniziato a picchiare sulla portiera prendendo calci e pugni, addirittura si è fermata per chiedere il motivo, cosa fosse successo, e in modo beffardo appunto è stato detto: ah beh, chiama i carabinieri, tanto cosa vuoi che ci succeda. Un senso di
dell'impunità diffuso, qui come altrove Marta Finotto, da paese, è mamma di un 16enne. Ho paura anche che vada a scuola a momenti, perché mio figlio frequenta una scuola a Conegliano e anche lì le risse sono all'ordine del giorno proprio, in pieno giorno. Quanti anni ha suo figlio? 16, quasi 16. Torna a casa e le dice? In stazione, piuttosto che anche nel corso che fa per andare a scuola, comunque ha un continuo litigi, ma anche proprio come sentivo prima botte. È una cosa secondo me sconvolgente. Oramai i ragazzi d'oggi non hanno neanche più autocontrollo, non so, cioè, per quanto noi genitori li controlliamo, alle spalle secondo me però non c'è neanche una giustizia forte, nel senso che non si dà la punizione adeguata. Interrogativi e dubbi profondi che attraversano intere generazioni. Io voglio bene ai giovani ma non mi fido, perché sai, insomma, sono una vecchietta, ho sempre paura che mi danno una bella spindarella. Li vede un po' cambiati questi? Sì, io non lo so, con questi coltelli, con questa cosa, io sono terrorizzata di questi ragazzi giovani che fanno queste cose qui. E di giovanissimi parliamo ancora, perché a Santa Lucia di Piave negli ultimi giorni un gruppo di ragazzini ha iniziato a prendere di mira l'area tra lo stadio comunale, il parco e le scuole, insultando altri coetanei e persino dei genitori, oltre che disturbato pesantemente il vicinato ed imbrattato con le scritte le colonne del Pala Castanet. L'ultimo episodio risale a mercoledì pomeriggio, quando alcuni ragazzini hanno lanciato insulti ai presenti e creato disordine nell'area, costringendo molte famiglie ad allontanarsi. Appena appreso dell'episodio, il sindaco di Santa Lucia di Piave, Fiorenzo Fantinelle, si è immediatamente messo in contatto con il comandante della polizia locale, in quanto nella zona è attiva una telecamera di sorveglianza che potrebbe aver registrato i volti dei responsabili, che secondo le prime testimonianze potrebbero essere dei 14enni. Indipendentemente dal fatto che i vandali siano minorenni o maggiorenni, se riusciremo ad individuare i colpevoli, questi saranno denunciati, spiega il primo cittadino. L'appello che rivolgo a questi ragazzi è quindi quello di farsi avanti spontaneamente e chiedere scusa, è l'unico modo per evitare conseguenze più gravi. E ci spostiamo nel Vicentino. Continua a far discutere il fenomeno dei cosiddetti maranza e delle baby gang dopo il pestaggio di un corriere in Piazza Castello. I commercianti sabato scorso avevano protestato contro il degrado e la criminalità, e durante quel corteo è successo qualche cosa proprio all'altezza di Piazza Castello. Vicenza pretende sicurezza! Vicenza pretende sicurezza, slogan fresco fresco e lontanissimo dalla data di scadenza, anche perché di risposte convincenti al grido d'aiuto dei commercianti e dei cittadini ancora non se ne vedono. È dell'ultimo fine settimana il corteo senza bandiere politiche che ha attraversato il centro storico di Vicenza, partenza da Campo Marzo, conclusione in Piazza delle Poste, passando da Corso Palladio e da Piazza Castello, proprio dove qualche giorno fa una baby gang ha derubato e picchiato un corriere. E forse non è un caso se, ripensandoci, proprio nella stessa zona, quella di Porta Castello, durante il passaggio del corteo è successo qualcosa. Durante il corteo eravamo appena partiti, ok? C'è stato un gruppetto di maranza che aveva tentato di infiltrarci per creare casini, e fortunatamente la Digos è intervenuta proprio in tempo zero, li ha presi sotto braccio e li ha portati via. Questi ragazzetti qua si sono infilati lungo il corteo, provocando, molestando la manifestazione, e mi sono avvicinato dicendogli che non era il caso. Meno male che poi è intervenuta la polizia all'altezza di Piazza Castello, che li ha allontanati. Testimonianze dei commercianti che hanno partecipato al corteo. Ma adesso questo episodio assume un'altra luce dopo l'aggressione che, a distanza di pochi giorni dalla manifestazione, è avvenuta proprio in Piazza Castello da parte di alcuni maranza, un gruppetto che da mesi sarebbe protagonista di incursioni e atti vandalici nella zona di Porta Castello, di Stradella del Duomo e non solo. Io penso che il problema di maranza non sia legato solo a Viale Roma e a Porta Castello. Purtroppo è un problema che dilaga in tutta la città, perché dove si spostano fanno casini. Ed è anche per debellare questi episodi, oltre che quelli della criminalità, dello spaccio di droga e del degrado, che 400 commercianti e cittadini hanno manifestato lo scorso fine settimana. Noi continueremo a vigilare e continueremo a tenere alta l'attenzione. Se non arrivano risposte è già pronta un'altra manifestazione.
Non posso dirvi quando e come, ma sappiate che è già pronta. E continuiamo con la cronaca. La Procura di Padova ha aperto un'indagine sulla morte di una 95enne caduta dalle scale della struttura per anziani dove era ospite. Ci sono 8 persone indagate per la morte di una 95enne ospite della struttura OPSA di Sarmeola di Rubano caduta dalle scale. La Procura di Padova ha aperto un'indagine dopo l'esposto presentato dalla famiglia della signora. Si tratta di 8 tra medici, infermieri e assistenti indagati per il reato di cooperazione in omicidio colposo. La 95enne faticava a muoversi a causa di diverse patologie e si spostava in sedia a rotelle o con un deambulatore. Il giorno in cui è caduta dalle scale, l'anziana però sarebbe riuscita ad alzarsi autonomamente dal letto, mettersi in carrozzina e dirigersi verso le scale da dove poi è caduta. Il pubblico ministero attende l'esito dell'autopsia effettuata nelle scorse ore per chiarire da quali patologie fosse affetta la 95enne e quale fosse la terapia farmacologica. La donna sarebbe morta per le gravi lesioni riportate nella caduta. Da parte dell'OPSA la conferma di piena collaborazione alle indagini espresse in una nota ufficiale in cui la dirigenza fa anche le condoglianze alla famiglia dell'anziana e si dice profondamente addolorata per l'accaduto. E continuiamo a parlare di un'anziana, ma ci spostiamo nel Veronese perché c'è una svolta nelle indagini dell'anziana scomparsa. La scientifica ha setacciato la casa, il nipote portato in caserma. Si tratta del caso della 79enne Clara Rossignoli. Dall'alba di ieri e per 10 ore gli uomini del SIS al lavoro nell'abitazione di via Cristani a Porto, perquisite stanze, botole, casupole adiacenti e persino sondato il terreno sul retro alla ricerca di eventuali parti smosse. Dunque c'è una svolta, come vedete le indagini hanno preso una direzione. L'intervento che ha visto impegnate le sezioni di investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Verona anche con i militari della compagnia di Legnago. Il dispositivo è stato imponente, accesso interdetto alla via e all'argine retrostante alla casa del fiume Adige, presidio all'ingresso dell'abitazione. I primi rilievi sono stati condotti nelle stanze abitate da Clara e dai parenti. Dunque una svolta, avete sentito il nipote, è stato portato in caserma per essere sentito. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio con la cronaca. Insulta i carabinieri su Facebook, denunciato un 60enne di Piove di Sacco che dopo essere stato fermato dai militari dell'Arma perché con il suo motorino bloccava il traffico andando a rilento in mezzo alla strada, ha pensato bene di insultare i carabinieri con un post su Facebook e nei gruppi comunali. L'uomo è stato denunciato per diffamazione. Minaccia di morte moglie e figlia a Rubano, arrestato dai carabinieri un 66enne albanese. Ha rincorso moglie e figlia armato di forbici, urlando minacce di morte. La prontezza della donna che si è chiusa a chiave in cucina ha evitato il peggio. I carabinieri hanno arrestato così un 66enne albanese per maltrattamenti in famiglia. La moglie 59enne, sua connazionale, è riuscita a dare l'allarme. La lite era nata per motivi economici. Il marito a un certo punto aveva afferrato le forbici e aveva cominciato a minacciare di uccidere sia lei che la figlia. La donna però, insieme alla ragazza, è riuscita a barricarsi prima in corridoio chiudendo la porta a vetri che l'uomo però è riuscito a sfondare. A quel punto le due si sono chiuse in cucina e hanno chiamato l'altra figlia che vive altrove e che ha allertato il 112. I carabinieri arrivati sul posto hanno messo in salvo le due donne che hanno raccontato maltrattamenti e sopraffazioni mai denunciati ma che duravano da tempo e così il 66enne è stato arrestato. E ancora un'aggressione, sempre in provincia di Padova. I carabinieri della stazione di Monselice hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine perché è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Infatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri presso un'abitazione di Monselice quando l'uomo, dopo l'ennesimo litigio di natura economica con la moglie convivente, una connazionale di 37 anni, è passato dalle minacce verbali alle vie di fatto. La donna, spaventata ma sfinita dalle continue aggressioni del marito, ha trovato il coraggio di uscire di casa e recarsi presso
la stazione dei Carabinieri, dove è stata messa in sicurezza e ovviamente il 41enne è stato tratto in arresto. Sono increduli i giovani avvicinati per commentare il sondaggio shock apparso nella chat di una classe di una scuola superiore del Bassanese. Sentiamo di che cosa si tratta. Scuole superiori del Bassanese in subbuglio dopo la notizia del sondaggio shock che per primi abbiamo divulgato, balzata agli onori della cronaca nazionale. Intanto studentesse e studenti che abbiamo ascoltato hanno sottolineato la gravità dell'azione commessa dall'autore, che, lo ricordiamo, ha realizzato una lettera di scuse per quanto scritto e poi rimosso, ponendo l'accento sul peso delle parole, soprattutto quando vengono scritte online, e sono molto toccati dal fatto che siano state tirate in ballo 3 giovani donne vittime di femminicidio. Ogni donna ha i propri diritti come l'uomo e merita specialmente la vita. Anche perché, tra l'altro, una delle 3 vittime di femminicidio, Giulia Cecchettin, aveva pochi anni più di voi. Esattamente, non aveva fatto nulla di male, era solo una studentessa che viveva la sua vita, aveva delle amicizie e una famiglia. Non è giusta e dovrebbero anzi portare avanti la parola e non fare queste cose orribili al mondo d'oggi. Non pensavo fossimo arrivati a sto punto e spero che comunque si diano una svegliata, perché non è possibile continuare così, devono capire che queste cose hanno peso e che comunque non vanno bene. Avevano praticamente la nostra età, avevano letteralmente una vita davanti. Non ha senso fare questo sondaggio qua per chiedere chi meritava di morire, perché ognuno merita una vita, ognuno si deve fare una vita, ognuno deve fare quel che sogna di fare. È una roba che io non arriva, è talmente sbagliata che non riesco neanche a capire perché gli sia venuta in mente questa roba, sinceramente. È stato fatto sicuramente con sciocchezza, senza pensarci, però non è giustificabile dire che è giovane e quindi va bene. Non puoi pensare di chi merita di morire più, cioè è un qualcosa a cui uno non riesce a pensare, è proprio... va contro l'umanità di per sé. Ogni vita è importante, quindi non è che bisogna decidere tra quale vita sia meglio, ma assolutamente sono 3 ragazze che dovevano vivere e non c'è alcuna motivazione, alcuna scusante a quello che è successo. In queste ore sta girando una lettera che un comitato studentesco intende inviare al loro preside per chiedere interventi formativi ad hoc dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi. Egregio signor Preside, siamo profondamente turbati perché, al di là dello sconcerto e dell'indignazione che tale gesto ha suscitato in tutta la comunità studentesca e non solo, non è seguito alcun intervento né alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'istituto. Questa carenza di risposte ha generato in noi una sorta di silenzio rumoroso. Il mancato chiarimento e la mancanza di un dibattito aperto sul tema della violenza e del rispetto reciproco ci hanno lasciato in una condizione di disagio e di insicurezza ormai non più tollerabili. È quanto si legge in un comunicato divulgato all'interno di un istituto superiore bassanese in nome e per conto della comunità studentesca dopo il sondaggio shock in cui si chiedeva chi tra 3 giovani vittime di femminicidio meritasse di morire. Il gruppo chiede ai ragazzi e alle ragazze un supporto con una firma affinché l'istituzione scolastica non si limiti a registrare l'accaduto, ma, scrivono, ne faccia occasione di riflessione e di crescita. Sosteniamo, proseguono, che un intervento educativo più che puramente punitivo sia fondamentale per rafforzare quel clima di fiducia e di inclusione che ogni comunità scolastica dovrebbe garantire, e comunicano la ferma volontà di collaborare con il dirigente e i docenti per costruire insieme un ambiente più sicuro, rispettoso e consapevole. Un messaggio chiaro, quello inviato da questo gruppo di ragazze e ragazzi al loro dirigente, che dovrebbe essere già stato fatto proprio, appena appresa la vicenda, da tutti i dirigenti scolastici delle superiori, a prescindere dal coinvolgimento diretto di un singolo istituto, cogliendo così da un errore l'occasione vera di crescita e aiuto. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano, serata ad alta tensione in via Collalto tra gli identificati, i 2 fratelli magrebini che hanno già ricevuto un daspo per l'aggressione al titolare del kebab in via Roma, di cui vi abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali. Insorge Fratelli d'Italia, cosa ci facevano in città, pronta la replica della questura.
La sicurezza non è un'opzione, ma è un diritto e una priorità, e lo garantiremo con i fatti. Urla e schiamazzi, il principio di una lite, qualche calcio alle fioriere, via Collalto ancora sotto i riflettori per l'ennesimo venerdì sera di eccessi, anche se in questo caso reati non ce ne sono stati. Quel che salta all'occhio però, oltre al dispiegamento di forze dell'ordine arrivate su richiesta degli esercenti della via, è l'identificazione dei 2 fratelli magrebini già destinatari da parte della questura di un DACUR, un divieto di accesso alle aree urbane per l'aggressione al titolare e al personale dell'Istanbul Kebab di via Roma. Questi personaggi, questi pregiudicati sono ben noti alle forze dell'ordine. Ecco, questi personaggi non devono più entrare a Treviso. La spiegazione arriva dalla questura. La misura di prevenzione emessa nei loro confronti riguarda un quadrante cittadino differente da via Collalto, vale a dire via Roma. I 2 pertanto possono circolare e stazionare nelle altre zone della città, dove peraltro non è stato accertato alcun reato o qualsiasi altra condotta illecita e quindi nessun provvedimento poteva essere assunto nei loro confronti. 2 le persone portate rispettivamente al comando della polizia locale di via Castello d'Amore e a quello dei carabinieri di via Cornarotta, entrambi per ubriachezza. Si tratta di una donna già nota e di un minorenne di Chioggia, 17 anni appena, ospite di una comunità. Malgrado l'indignazione per quello che è successo arrivi dai banchi della sua stessa maggioranza, per il sindaco Mario Conte il venerdì sera di via Collalto dimostra semmai che la città è presidiata. È evidente che gli episodi che hanno caratterizzato il passato nella nostra città hanno anche alzato il livello di attenzione da parte dei cittadini, però l'importante è che continuiamo a collaborare, le istituzioni qui ci sono e danno risposte anche immediate, perché anche quelle volte che ahimè qualcosa è successo devo dire che c'è stata una risposta tempestiva da parte delle forze dell'ordine, che ringrazio, però il ruolo importante ce l'hanno anche i cittadini e quindi se noi continuiamo in questa direzione anche coloro che vengono in città per assumere dei comportamenti sbagliati verranno automaticamente esclusi. Tema che in settimana andrà necessariamente riaffrontato. Martedì in prefettura è in programma la riunione del Comitato Sicurezza dedicato all'istituzione della prima zona rossa in città, proprio nel quadrante della stazione, con norme e strumenti più stringenti per contenere e sanzionare i comportamenti molesti o violenti. So per certo che qualche esercente ha richiesto di allargare la zona rossa anche in via Collalto. Chiederò al sindaco di farsi portavoce con prefetto e questura perché ciò avvenga. Ed ora torniamo a parlare della tragedia con cui abbiamo aperto questa nostra prima edizione, la tragedia della 17enne che è caduta accidentalmente dal catamarano dove stava lavorando. C'era una festa in corso, ne abbiamo parlato con il nostro Lorenzo Magli che si trova nuovamente collegato con noi. Lorenzo, buongiorno ancora. Buongiorno Daniela. Prendo la linea per aggiornarvi non tanto sulla dinamica. Abbiamo detto che la ricostruzione è in corso, c'è la Capitaneria di Porto, sono mobilitati anche i vigili del fuoco che faranno una relazione tecnica, quanto invece per raccontarvi un po' il cordoglio e la tristezza della città che si è risvegliata in questa domenica, in quanto la povera ragazza aveva studiato aeronautico, quindi voleva fare proprio questo di mestiere, era esperta nella navigazione, non si sa dunque cosa possa essere accaduto in pochissimi istanti che hanno causato la tragedia. Purtroppo sono tantissime le manifestazioni di cordoglio e di affetto che vengono rivolte in questi minuti. Sicuramente oggi verrà ricordata anche il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare con l'Armo di Venezia. Questa mattina poi tantissime persone dopo la messa a Sant'Elena si sono recate qui alla Marina per proprio verificare, per capire con i loro occhi cosa possa essere accaduto. Il catamarano è ancora ormeggiato e non ho altro da aggiungere, ma riprenderò la linea per ulteriori indicazioni. Grazie davvero Lorenzo, grazie per queste ulteriori notizie rispetto a questa tragedia. Poi parleremo anche di chi era questa giovane che aveva iniziato a lavorare sul catamarano. Avete sentito, avrebbe voluto fare quel lavoro, una caduta che non gli ha lasciato scampo nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi.
Ed ora cambiamo davvero argomento, parliamo di Sammy Basso nei ricordi dei bimbi delle elementari di Anzano di Cappellamaggiore che hanno voluto dedicargli il loro parco giochi. Si tratta del primo parco giochi dedicato a Sammy Basso, presenti anche mamma Laura e papà Amerigo. Una grandissima emozione, anche perché so che è partita da loro, quando gli hanno chiesto a chi dedicare questo vostro spazio e loro hanno detto in coro Sammy. E per me è molto importante. Loro così giovani però hanno già capito la persona che è Sammy, quanto ha dato, lo spirito e tutto l'impegno che ha messo nella sua vita. Un parco giochi ad Anzano, frazione di Cappellamaggiore, il primo dedicato a Sammy Basso. A lui, che amava divertirsi, amava stare tra la gente. A volerlo sono stati proprio loro, i piccoli alunni della scuola elementare. Non cambierei una virgola della mia vita e so anche perché ho avuto la forza di prenderla per quella che è e renderla unica. Se i potenti della terra capissero cosa significa lottare per la vita, credo non avrebbero il coraggio di fare la guerra. Sono i bambini a leggere le frasi che Sammy Basso amava ripetere, quei messaggi che voleva arrivassero al cuore. E così è stato, perché sono e rimarranno impressi in maniera indelebile. È un po' come risentire Sammy che le dice, perché erano le sue frasi e lui ci credeva moltissimo. Quindi un'emozione fortissima e veramente commovente. Sono stati bravi soprattutto per scegliere le frasi anche giuste. Poi i bambini hanno piantato un albero perché questo parco sarà uno spazio non solo per il divertimento ma anche di riflessione. La cosa più bella è che questa intitolazione del parco giochi a Sammy è proprio stata decisa dai bambini che hanno colto il valore di Sammy, che l'hanno fatto proprio e hanno deciso di renderlo permanente con un segno che poi sarà sotto gli occhi di ognuno di noi ogni volta che verremo qui in questo parco. Presente anche il sindaco di Tezze sul Brenta, dove Sammy viveva. Sono stato felicissimo, ho accolto l'invito del sindaco di essere presente oggi con una giornata splendida e dei ragazzi meravigliosi che hanno recitato una delle espressioni di Sammy che sono veramente toccano il cuore. Abbiamo preparato per voi anche queste spillette che raffigurano il volto sorridente di Sammy. L'emozione della mamma e del papà di Sammy. Anche questo è un altro segno che vive. Sta vivendo ancora tantissimo in mezzo a noi, sta dando tantissimo ancora. Ed ora ci spostiamo subito a Conegliano perché lo vedo collegato già con noi il nostro Lucio Zanato per parlare di cooperazione bancaria, una cooperazione che si riprende il territorio, giusto Lucio? Buongiorno. Sì, esatto. Tanto buongiorno da Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Siamo al Prealpi San Biagio Arena, che diciamo lo conoscono tutti storicamente, il vecchio Zoppas Arena, e sono con il presidente della banca Carlo Antiga. Perché siamo qui? Perché al di là del fatto che c'è stata l'assemblea dei soci, oltre 2000 presenti, insomma, per l'approvazione del bilancio e non solo, siamo qui perché voi avete presentato che a giugno aprite una nuova filiale nella Castellana, in un momento in cui le grandi banche chiudono, quindi vi riprendete il territorio. Di fatto, diciamo così, questo è il modello del credito cooperativo. Noi siamo una banca territoriale, noi abbiamo bisogno del territorio perché siamo partiti dal territorio e quindi non dimentichiamo le nostre radici, ma anche la nostra massima aspirazione, quella di dare servizi alla gente e alle comunità. Questo è il nostro compito reale e quindi non possiamo non aprire le filiali, perché è lì che noi applichiamo la nostra mutualità, la nostra solidarietà anche, perché chiaramente grazie a quello che
viene prodotto nelle filiali possiamo poi restituirlo anche con delle erogazioni piuttosto importanti. Quindi per noi è fondamentale il contatto, la vicinanza e soprattutto quel essere parte di una comunità produttiva. Allora voi credete meno all'home banking, alla digitalizzazione sfrenata, al fatto che tutto deve essere fatto col telefonino? Allora attenzione, questo non vuol dire che dall'altra parte dobbiamo essere privi, tutt'altro, perché le giovani generazioni hanno bisogno di quei prodotti, diciamo così, di mercato elettronici, quei conti che possono essere anche raggiunti attraverso casa, e questo è naturale, però noi facciamo anche tutto quello, però chiaramente prima di tutto abbiamo la filiale fisica con le persone, con la stretta di mano e con quella vicinanza che è tipica proprio del mondo del credito cooperativo. E anche del mondo veneto, perché una volta nella mediazione non occorrevano tante carte, bastava stringersi la mano. Assolutamente. Senta, però un altro dato è che voi l'anno scorso avete speso 6,5 milioni di euro in beneficenza e mutualità. Non vi sembra un po' tanto, no? No, non è tanto, anzi in realtà noi siamo in un territorio fantastico, un territorio che ha grande potenzialità, però è un territorio che ha bisogno, anche di essere vicini a chi non urla il proprio problema, a chi non grida le proprie difficoltà, perché è gente che ha grandi dignità e noi dobbiamo essere presenti grazie alle associazioni, ai comuni, grazie agli enti pubblici, e interveniamo con essi a soddisfare, ma soprattutto a cercare di mitigare le problematiche che comunque ci sono, e grazie a questi contributi piuttosto importanti, lo sappiamo, ma sono contributi che vanno nel segno. Tra l'altro uno dei contributi sono, mi pare, i 100.000 euro per la scalinata degli alpini. Noi siamo emotivamente coinvolti perché seguiamo gli alpini. Ieri non c'è volta che il presidente della sezione non vi citi, e quindi siamo arrivati qua, abbiamo scoperto che sono 100.000 euro per Conegliano. Ma assolutamente sì, gli alpini rappresentano quella parte dell'associazionismo del nostro territorio che è vitale, è una parte che è immancabile e soprattutto vero, un associazionismo che ha proprio nel sangue la volontà di dare una mano al proprio territorio, e noi non possiamo non essere vicino agli alpini, ma soprattutto anche quei simboli che gli alpini portano con sé, e quindi la ristrutturazione della scalinata degli alpini è proprio per questa direzione, no? Dare un contributo affinché gli alpini lasciano veramente un'impronta importante nel coneglianese come una delle associazioni che hanno dato di più, anche proprio nella loro voglia di essere presenti e di dare una mano al territorio. Torniamo però a parlare anche di economia, perché a casa abbiamo tante famiglie, tanti giovani, tanta gente che sta cercando un mutuo. Voi sempre l'anno scorso sui 463 milioni di nuovi prestiti erogati tra prestiti e mutui, 175 sono stati dati a famiglie. Di questi 150 milioni di euro, lo ribadisco, in mutui casa, che hanno finanziato 1300 case. Certo. Insomma, voglio dire, è un bel impegno. E a quelli invece che fanno fatica a dare i mutui, perché voi riuscite a dare tutte queste cose e altre banche no? Cioè, cos'è? Vi fidate di più? Allora, sicuramente la vicinanza al territorio dà una risposta fondamentale alla domanda che lei fa, chiaramente di conoscenza. Noi una volta dicevamo ci conosciamo per nome, ma è proprio vero, ci conosciamo proprio per nome e diamo veramente una mano in questo senso con il territorio. Soprattutto stiamo attenti a quelle esigenze dei giovani che hanno particolarmente bisogno di essere ascoltati, no? E io vedo tanti giovani che vengono da noi con un pacco di carte, mutui online, tutte quelle situazioni che si trovano online, poi in realtà vengono da noi e ci chiedono lì fanno così, ma voi cosa mi fate? E vengono a fare il mutuo da noi proprio per la vicinanza, la sicurezza e soprattutto la possibilità di dare una risposta diretta alle persone, non sicuramente tramite un computer, ma tramite una persona fisica che ti dice questo lo puoi fare così, questo lo fai in un altro modo, in modo tale che anche il consiglio che il consulente ti dà diventa una veste molto importante per anche allestire il proprio futuro. Senta, nel 1894 sì, è nata a Montaner questa banca con 40 lire mi pare, no? 40, sì. Ecco, a quei soci di allora cosa sentirebbe di dire?
Ai soci allora, ora come ora devo dire che sono stati dei visionari, sono stati dei grandi visionari perché hanno interpretato quello che all'epoca veniva fuori dall'enciclica Rerum Romarum di Papa Leone XIII. Ripresa da questo Papa che oggi si è anche intronizzato, tra l'altro. Bravissimo, bravissimo, per questo è per noi un grande orgoglio questo, perché vuol dire che ancora la dottrina sociale della Chiesa è ancora un faro, è ancora quella realtà che ci porta ad avere un'economia dei popoli, non dei populisti, un'economia dei popoli, quei popoli che possono pensare al proprio futuro grazie anche a quell'economia che loro hanno potuto realizzare grazie quindi a questa visione, no? Quindi a quei soci del Montaner del 1894 devo dire soltanto un grande grazie, un grandissimo grazie. Ma anche a quelli che continuano a comprare le vostre azioni, perché è pur sempre una cooperativa questa, vuol dire che, come dice qualcuno, magari da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Si va molto più lontano, ma soprattutto si va in sicurezza lontano, perché da soli si fa una grande velocità, ma spesso e volentieri si va a sbattere. Invece insieme quasi mai si va a sbattere, ma si ottengono risultati e soprattutto è una base per impostare una vita futura solida. Grazie al Presidente, io direi che abbiamo raccontato tutto per quanto riguarda non solo la banca ma anche questo territorio e ti restituisco la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie anche al suo ospite. Noi ci spostiamo a Venezia perché nei prossimi giorni alcune zone di Venezia saranno blindate per garantire la massima sicurezza agli ospiti del Festival delle Regioni. Tra lunedì e martedì arriveranno in città il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Antenna 3 seguirà in diretta i 2 giorni clou. In determinati orari ai cecchini appostati sulle procuratie di Piazza San Marco è una Venezia blindata, quella che si appresta ad ospitare la 3 giorni del Festival delle Regioni. 3 giorni in cui è previsto il passaggio in città del gotha della politica nazionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Palazzo Ducale lunedì. Molto probabile anche una visita alla Basilica di San Marco e forse anche al Mose. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà invece il giorno seguente al Teatro La Fenice. Lunga anche la lista di membri del governo che arriveranno a Venezia. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Poi naturalmente un esercito di amministratori regionali capitanati da presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rispettivamente Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Michele Emiliano della Puglia. La squadra veneta sarà naturalmente guidata dal presidente Luca Zaia. Oltre che a Palazzo Ducale e al Teatro La Fenice, altri eventi sono previsti alla Scuola Grande di San Rocco e a quella di San Giovanni Evangelista. Imponente come detto il servizio di sicurezza, il culmine tra le 7:30 e le 16:30 di lunedì col divieto di sorvolo su Venezia e il giorno di Mattarella e su Piazza San Marco torneranno a vigilare dall'alto i tiratori scelti. Ma l'attenzione è alta anche per la presenza della Presidente del Consiglio e di diversi ministri e non sarà difficile martedì trovarsi di fronte a deviazioni o limitazioni del traffico nella zona della Fenice. Rimaniamo a Venezia, aprire residenti e associazioni per stilare un programma condiviso che risolve il problema della sicurezza a Mestre. In questo periodo, anche per le scelte fatte dall'amministrazione, per le scelte fatte dal governo centrale, questa città non ha la sicurezza sufficiente e i cittadini non si sentono sufficientemente tranquilli. Se la sicurezza a Mestre è uno dei problemi più sentiti dai cittadini, perché non coinvolgerli nella stesura di un programma che aiuti a risolverlo? All'incontro promosso dal Partito Democratico al Parco del Piraghetto, accanto a rappresentanti politici e di associazioni, ci sono anche residenti, per partecipare ad un percorso condiviso di amministrazione della città che rappresenta il punto di partenza della modalità con cui i Dem intendono guidare il comune. Più momenti di confronto, più forum, più tavoli di partecipazione per chiedere ai cittadini di dire la loro opinione e di individuare assieme a noi quegli interventi e quelle politiche
efficaci che possano rendere Mestre una città più sicura. Il problema sicurezza è complesso, per questo i partecipanti si sono divisi a seconda delle esperienze e delle competenze in 6 tavoli di lavoro tematici. È evidente che è necessario più presidio del territorio, ad esempio con i vigili di quartiere, quindi quello sicuramente è stato un tavolo, ma anche con un'altra serie di politiche, quello del sociale da un lato, poi abbiamo la questione relativa anche alla scuola, alla prevenzione, ma anche il commercio e le associazioni come possono rivitalizzare il territorio, e infine la questione della rigenerazione urbana, uno dei temi fondamentali in una città purtroppo di buchi neri. Prima di partire coi tavoli di lavoro, i contorni della questione, perlomeno secondo l'esperienza maturata nei propri comuni, l'hanno portata altri amministratori locali. Da un lato con la necessaria repressione dei reati e con il presidio del territorio e la collaborazione delle forze dell'ordine, ma sapendo che se al tempo stesso non c'è anche un investimento per ridurre le marginalità sociali, per fare integrazione, per riqualificare gli spazi urbani, per rendere protagonisti i cittadini di un riappropriarsi di questi spazi, non si va distante. Accanto all'assessore padovano Antonio Bressa c'era anche la bolognese Matilde Madrid. Anche qui, accanto all'opera di repressione dei reati, si è cercato di mettere in moto altri meccanismi. Spazi alle associazioni, supporto economico alle associazioni, lavorare sulle marginalità, sul tema del consumo di sostanze, illuminare le strade, rendere più belli gli spazi pubblici, più curati. Insomma, stiamo lavorando su tutto questo con un pacchetto di interventi molto ampio e anche con degli investimenti pubblici e insieme alla cittadinanza. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. E rieccoci nuovamente in studio, vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto qui. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. E poi gli chiederemo il perché della maglietta. E Andrea Maccari, sindaco di Giavara del Montello. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Partiamo subito dal fatto che 2 sindaci che hanno presenziato alla Radunata Nazionale a Biella, che noi vi abbiamo fatto vedere in diretta per tutta la giornata clou, vediamo qualche immagine con loro, però la commentiamo. Intanto com'è andata, sindaco? Beh, direi che è andata decisamente bene, non avevamo delle grosse aspettative, devo essere sincero, per Biella, perché probabilmente non conosciamo il territorio, no, in maniera così approfondita come poteva essere un Vicenza o Udine, no, per esempio. Però è stata davvero bella, anche la sfilata molto bella. Poi vabbè, lì diciamo che la parte veneta era ben presente, chi è sceso in camper, chi aveva l'albergo lì, chi in case private, chi in tenda, quindi insomma bello, molto bello. E noi intanto vediamo le immagini. Sindaco, è stata una giornata fortunatamente anche bella dal punto di vista anche del meteo, in attesa di un altro appuntamento importante. Quella di Conegliano, la Triveneta, sì. Penso sia, con gli alpini è sempre così, loro hanno un cuore, un'anima forte e quindi la trasmettono ogni volta che fanno le adunate, e partecipare è un'esperienza direi unica qualsiasi volta che loro la fanno, perché sia la Triveneta sia la nazionale, insomma andare con gli alpini, e li ringrazio anche per questo, perché poi a Giavara, ma come in tutti i comuni, abbiamo delle associazioni in cui fanno veramente di tutto, e dico sempre senza nulla chiedere in cambio. E questo coinvolgimento lo respiri, lo vivi in qualsiasi adunata, e ripeto, assolutamente attendo volentieri questa di Conegliano, che secondo me è anche in una zona, in un'area in cui sarà molto partecipata. L'emozione di sfilare insieme alle penne nere? Allora, l'emozione è sempre grande, io non ne ho persa una, e andare a sfilare a Conegliano, se posso, per me ha un doppio valore, perché oltre come tutte le sfilate, ad avere l'onore di portare la fascia, poi la porti sul tuo territorio. Io 10 anni fa ormai, quando sono stato eletto, la prima volta che ho indossato ufficialmente la fascia tricolore l'ho fatta alla Dunata a Conegliano, che ricordo pioveva, abbiamo fatto 2 volte il giro, perché una volta l'ho fatta con i sindaci, una volta l'ho fatta con gli alpini, tra l'altro poi pioveva, ho preso l'ombrello, quindi ho preso anche parole perché ho usato l'ombrello, perché assolutamente l'ombrello non va usato, e quindi sarà una doppia emozione, perché si tornerà anche indietro di 10 anni e magari penserò anche a quello che è stato fatto in questi 10 anni, soprattutto con i miei 2 gruppi alpini. Beh, non chiederò, ci sarà ovviamente. Assolutamente sì. Beh, poi ho in comune il fatto che la mia prima volta da fascia era la Triveneta di Bibbione l'anno scorso, quindi
c'è un'affinità insomma su quello che è poi quello che è successo a Marco. Insomma, è sempre festa con loro, sempre festa, e in queste occasioni è importante esserci anche come sindaci, perché poi siamo testimonianza della cittadinanza che è grata poi. E anche perché insomma lo sappiamo, gli alpini danno dei messaggi che sono importantissimi, e poi gli alpini sono presenti davvero sempre, ovunque, e sono un po' la nostra storia, ecco, quindi è bello vederli, è bello seguirli, giusto Sindaco? Ma è anche un modo per rendere merito a tutto quello che fanno per la nostra comunità. Noi abbiamo la fortuna di avere ancora un forte associazionismo a livello di provincia, no? Malgrado tutta la burocrazia, malgrado un aggravio anche in ordine a quelle che sono le prescrizioni e le gestioni, perché ricordiamo che con la riforma del terzo settore le associazioni hanno avuto qualche disagio, ecco, ma devo dire che loro si danno da fare tantissimo, e molto spesso poi la cosa che io ho notato, ma sin dall'inizio credo sia comune anche questa, è che poi chi è alpino molto spesso è iscritto anche all'Avis, è iscritto alla Protezione Civile, è iscritto a qualche associazione sportiva, per cui ecco, è multitasking l'alpino anche in termini di associazioni, per cui il sindaco vale poco, però portare la fascia e indossare la fascia per loro in queste manifestazioni è proprio un modo per dire: ragazzi, guardate che vi siamo grati, e lo esprimiamo a nome di tutte le nostre comunità. Prima di parlare di estate, giovani, iniziative, eccetera, io volevo chiedere al Sindaco perché è venuto con quella maglia. Mi è venuta questa domanda. Per fare arrabbiare mia mamma, che mi dice sempre: quando vai in televisione metti la camicia e la giacca che te pare, perché sennò pensa tutti. Il sindaco di Giavera. Esatto, lui è il prima o dopo. In realtà invece sarei dovuto venire vestito bene, no, però credo di essere vestito benissimo lo stesso. Stamattina ho accompagnato la mia piccolina a un torneo di mini volley che si gioca a Santa Lucia, che è organizzato dalla Pallavolo Susegana, e a cui ha partecipato chiaramente anche il Volley Spresiano, ma tantissime altre società della Marca, in cui praticamente si fa sport e solidarietà, e praticamente con il ricavato di questa manifestazione, ma anche se qualcuno vuole fare qualche donazione, si andrà a illuminare la piazza di Shallala, che è in Etiopia, per cui è un modo per dire che non è che ci siano solamente gli accoltellamenti o la peggiore gioventù. Sì, stiamo anche vedendo. Beh, ma lì è un'altra cosa, lì ieri alle feste lì vedete un grandissimo atleta che gioca a ping pong, vedete, con la fascia tricolore. No, davvero è un modo per dire: guardate, c'è questa cosa qua, se volete andare a Santa Lucia anche oggi pomeriggio ci sono centinaia di bambini, dovete vedere, è meraviglioso. Però è anche per dire che, per dare davvero una manifestazione tangibile del fatto che sono una minima parte quelli che fanno i danni, quelli che si comportano male, le famiglie che difendono a oltranza anche i figli che si comportano in maniera non consona. Guardate, se andate là respirate un clima meraviglioso, ci sono centinaia di atleti, centinaia di genitori, tutti con a Quertina che stanno facendo tipo picnic, e poi c'è da mangiare anche là, cioè è proprio vedere questa bella gioventù, questa gioventù sana. E allora ogni tanto credo che uno spot alla gioventù sana, alla gioventù che fa solidarietà e ai giovani che piacciono a noi, credo sia giusto farlo. E allora oggi mi sono vestito così, non tifo Roma. Male. Sindaco, allora, tante le iniziative, dopo vediamo le immagini che avevamo messo, che erano le immagini della festa delle associazioni che c'è stata ieri a Spresiano, di cui vediamo anche qualche immagine, vediamo anche la sindaca appena eletta, dei giovani, una serata, insomma, davvero, una giornata davvero molto bella. Abbiamo visto anche tante persone che sono venute lì, e poi il finale che dopo ci racconta Marco. Però prima di continuare a parlare anche di Spresiano, Giavare Montello, anche qua insomma sarà un'estate ricca di appuntamenti. Sì, assolutamente sì, e torno sul tema delle associazioni, bisogna coinvolgerle, bisogna supportarle, che poi sono anche il motore della nostra comunità,
e quindi stiamo impegnandoci per riattivare, per usufruire degli spazi. Abbiamo una bellissima villa che è Villa Vassima, in cui ha merito di essere usufruita da tutti i cittadini, ma soprattutto dalle associazioni, per fare quello che è poi comunità, perché ricordo sempre che, riferendomi poi a quello che dice Marco, le associazioni hanno delle difficoltà dopo la riforma del terzo settore, ne parlavamo prima in macchina, e vanno sostenute e supportate in tutte le forme, dalla forma di poter fare il loro lavoro di comunità, ma anche dalla forma di educarle a quelli che sono i rischi per fare associazionismo in questo momento. E noi cerchiamo di spingere e di fare eventi proprio perché la comunità è stare insieme. Quello che poi è la festa dell'associazionismo che ho visto a Spresiano, insomma, è quello che poi è il nostro anche lavoro da sindaci, creare comunità e stare nella comunità, perché poi là si impara anche a sentire i fabbisogni e sentire il bisogno dei cittadini, che poi noi siamo al servizio per poterli soddisfare. Quindi magari stare là con i ragazzi, mangiare un gelato, essere presenti, un semplice rapporto umano che deve esserci sempre con la tua comunità. I sindaci lo devono fare e impegnarsi comunque a sostenerla e a creare le occasioni perché le comunità siano tra di loro. Quindi ringrazio anch'io tutte le associazioni del mio territorio, ma tutte le associazioni di tutto il territorio. Fra le iniziative quest'estate quella che... Noi adesso abbiamo sicuramente qua il Palio dei Bisnenti, che è un'iniziativa caratterizzante di Giavara. Diciamo, noi come comune dobbiamo supportarla perché poi caratterizza il nostro comune. Poi ci sono i vari eventi delle sagre, c'è la festa d'estate con la Proloco, ci sono la festa dei popoli, insomma. Cerchiamo di riempire gli spazi in modo che i nostri cittadini non si annoino, perché non è dire che si annoino, ma partecipino. Siano coinvolti. Esattamente, che facciano comunità. Sindaco, insomma, una festa delle associazioni terminata in una serata davvero molto bella. Abbiamo visto qualche immagine di cui poi faremo vedere anche questa sera, insomma, con il tenore. Abbiamo visto. C'è stata questa sorpresa, grande sorpresa, perché eravamo oltre 700 persone sotto lo stand della Proloco, e è stata davvero una gran festa. Avevamo 56-58 associazioni presenti, noi ne abbiamo un'ottantina, chiaramente non tutte sono potute intervenire, ma a fine cena è venuto a trovarci il tenore Francesco Grollo e ci ha così omaggiato di un paio di canzoni. Prima ha fatto la canzone del Piave, le prime 2 strofe, e poi abbiamo cantato tutti insieme il nostro inno nazionale. È stato un momento toccante, sentirlo cantare da 700 persone tutte quante assieme è stato davvero un gran regalo. E approfitto per dirvi che il 29 di maggio, scusa, faccio un lancio anch'io, ci sarà il gran concerto all'Odissea, lo rifaremo anche quest'anno con la Filarmonia Veneta, con il coro della Filarmonia Veneta, con Francesco Grollo e anche con qualche sorpresa, e tutto il ricavato andrà anche questa volta all'Associazione per mio figlio e quindi per l'ospedale pediatrico di Treviso. Credo che sia assolutamente lodevole, ecco, come iniziativa, e soprattutto, insomma, è un riconoscimento anche qui al lavoro che fa l'Associazione per mio figlio, che sapete bene di cosa si occupa. Ecco, questo è un territorio che a livello di solidarietà è ricco, cioè dà questo territorio molto, secondo lei? Sì, allora, diciamo, non dobbiamo perdere però questa bellissima caratteristica. Sì, il territorio risponde sempre bene, nasce da una tradizione della solidarietà. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia numerosa e la solidarietà che poi vivevi anche con tutto il borgo al vicinato, ti dava veramente quello spirito, quei valori che dobbiamo continuare a portare avanti in forma moderna. Io dico sempre, perché chiaramente poi si evolve, ma non perché non è una cosa che doveva evolvere, ma quello che è poi la società è cambiata e deve essere di forma moderna. Ma quello che noi dobbiamo fare è portare avanti questi valori. Ricordo da un panino con la soppressa a una cena, però il conviviale, il stare insieme, il volere fare questo tipo di
questo tipo di aggregazione che poi comportava anche la solidarietà comune anche di piccole cose, perché la solidarietà non si vede solo nelle grandi gesta, ma di partecipare insieme con le piccole gesta. E questa cultura che è tipica di questo territorio, dobbiamo essere noi bravi sindaci a portarla avanti in chiave moderna alle nuove generazioni. E quindi questo è anche un altro dei nostri compiti che ci può dare questo sempre senso di comunità. Noi abbiamo bisogno di tornare a fare comunità, io lo dico spesso e volentieri in ogni discorso che faccio. Magari sono logoroico, magari noioso, ma è uno dei primi, diciamo, mantra che professo ogni volta. Sì, assolutamente sì. E per essere si è perso un po' il senso della comunità? No, il senso della comunità c'è, ma va stimolato, è un po' latente magari, no? Però in realtà, vedi, giustamente il panino con la soppressa, però dobbiamo essere moderni e quindi dobbiamo pensare anche, che ne so, anche mangiando un cavolfiore, ecco, si può fare comunità. Quindi bisogna allargare un po' le vedute e quindi anche cercare di offrire effettivamente quello che la gente magari vuole. Sono cambiati i tempi e quindi magari a fianco alla tradizione magari cominciare a mettere anche qualcosina di nuovo in modo tale che tutti quanti possano sentirsi, senza esagerare, perché io sono uno molto legato alla tradizione, però è vero anche che un po' di contaminazione, un po' di novità credo che male non faccia. Hai chiesto a lui cosa farà a Giavera, a me non hai chiesto nulla. Va bene, a Spresiano si fa anche... No, posso un piccolo inciso su questo passaggio. Noi a Giavera stiamo facendo un bellissimo progetto di vecchiamento attivo in cui mettiamo tutta quella parte, diciamo, che hanno generato, che hanno creato e che hanno vissuto questa fortuna di comunità solidale in cui si faceva solidarietà ma comune con i giovani. E questo, il mio obiettivo sarebbe che almeno i valori di base fossero scambiati e poi i giovani li tramutassero in un'epoca moderna. Avremmo raggiunto l'obiettivo. E oggi questo Scusami, forse, Marco, adesso... e oggi questo forse serve molto, poi ne riparliamo. Sindaco, se no mi si offende il sindaco. Ma stavo scherzando, ma ci mancherebbe. Allora, a prescindere dal fatto che io più guardo la sua maglia, più mi piacciono i colori, però sindaco... Ma sei romanista? Certo. Ma non lo sapevo, doveva avere un difetto. Anche lei, esatto, noi siamo interisti. Noi ci vogliamo bene perché siamo interisti, solo per quello. No. Sindaco, sarà un'estate bella piena. È un'estate bella, questa qua sarà ricca di eventi. Assolutamente sì, infatti non vedo... è già partita con... poi oggi abbiamo anche il giorno di Tersicore, sempre lì, quindi sto facendo proprio... ma poi abbiamo la mostra del modellismo la prossima settimana, abbiamo gli 80 anni degli scout anche la prossima settimana, quindi è sicuramente una bella estate. Però ecco, a fianco anche alle sagre, quelle più tradizionali, e, insomma ce n'è, perché si parte, c'è l'Ovadina, c'è Visnadello, c'è la Sagra dei Calessani, la festa della birra, quindi faremo un'estiva quest'anno con un po' di novità e quindi manterremo il teatro, il cinema all'aperto, la parte per i più giovani, la parte musicale col nostro coro, col nostro istituto musicale Albinoni. Ci sarà sicuramente anche il coro Scarpon, sia femminile che maschile, alla rappresentazione storica che faremo a settembre, quindi anche lì grandi novità, ma poi faremo anche una rassegna estiva in cui parteciperanno diversi artisti di Zelig. Si va da Enrico Bertolino, che dovremo avere il 2 luglio, a Marino Bartoletti con il 2 Idea, poi a metà luglio faremo un qualcosa di suggestivo sulla vittoria del campionato del mondo dell'82, e mi pare che fosse proprio l'11 luglio, quindi faremo anche quello, e poi concluderemo questa rassegna, diciamo, un po' più leggera, ma comunque anche con dei momenti di riflessione a settembre, dove diversi comici di Zelig si alterneranno e tutto l'incasso andrà dato in beneficenza per il Filo di Simo, l'associazione per il Filo di Simo. E questa, diciamolo, è un'iniziativa che ho fortemente voluto e l'ho copiata dall'amico sindaco di Breda, Cristiano Mosole, che l'ha fatta qualche mese fa. È stato davvero una cosa bella, perché
sorridere e fare del bene sorridendo credo che sia ancora più bello. Tra l'altro insomma, abbiamo avuto proprio di recente ospite proprio il presidente del Filo di Simo, che è un'associazione davvero importante, importantissima, che aiuta persone che sono in grande difficoltà, quindi va detto e va insomma dato davvero molto per queste associazioni. Io non rilancio, potrei stare qua anche a elencare io, però non rilancio Zavara, cosa facciamo, perché poi non vorrei. Dopo facciamo. Complimenti comunque. Così non ti invito. E infatti solo per questo. Ecco. No, complimenti comunque a Marco, sempre pieno di... Insomma, esatto. Stati RIC comunque in tutti i comuni, perché è importante comunque fare delle iniziative, coinvolgere la gente, coinvolgere i giovani. Ne abbiamo parlato prima, l'importanza di coinvolgere i giovani in molte iniziative, proprio per, insomma, in questo momento che è stato un momento di difficoltà per i giovani. Il futuro sono loro, poco da dire. Io ormai sono vecchio, Marco no, Marco è... Io questa ilarità non la capisco. Vabbè. No, diciamo che noi dobbiamo lavorare, se abbiamo intenzione di far crescere una comunità dobbiamo investire sui giovani, e quindi in tutti i settori, dal coinvolgimento attivo in paese al loro futuro lavorativo, ai loro disagi. Ultimamente il disagio giovanile si sta crescendo rispetto a un tempo in cui era abbastanza costante, sta continuamente crescendo. Quindi dobbiamo creare a loro, capire intanto, parlare con loro, capire quali sono le loro aspettative, quali sono le loro volontà, i loro sogni anche, e poi costruirli attorno quelle che sono le fondamenta per poter navigare. È un periodo complesso, non voglio dire difficile, è un periodo complesso in cui noi che possiamo magari anche una piccola goccia fare qualcosa, dobbiamo avere un po' la visione un po' più lunga e andare a capire quali sono gli interventi, però si parte sempre dal comprenderli e dal affiancarli. Tante volte sento dire ma loro hanno tutto, hanno l'informazione, hanno rapidità, ma molto probabilmente gli serve essere orientati e noi dobbiamo, secondo me, essere bravi a far questo. Come farlo? Bisogna tentare, non c'è una bacchetta magica adesso, però bisogna sicuramente supportarli e guidarli, perché poi, ripeto, secondo me la società è più complessa e la società più complessa ogni tanto ci si disorienta. Questo per cercare di evitare di vedere quello che abbiamo visto in questi mesi, dal delitto in questi giorni, dal delitto di Castelfranco al pestaggio di una ragazzina da parte di una coetanea a Montebelluna, una situazione insomma o risse fra giovanissimi dove purtroppo sempre più spesso si trovano con in mano delle armi, dei coltelli. Sindaco, ieri invece abbiamo visto tanti giovani anche in questa festa, e questo è il bello di queste feste, oltre al fatto di festa dell'associazione, ma il vedere tanti giovani che partecipano. Assolutamente sì, io concordo in toto con quanto ha detto Andrea, e rilancio dicendo anche che noi comunque dobbiamo essere di esempio. Mancano gli esempi positivi, credo che sia questa il passaggio che dobbiamo tenere in considerazione. Qui chi più è maleducato, chi più è arrogante, chi più diventa l'esempio da seguire. No, dobbiamo tornare un attimo indietro, dobbiamo far vedere che quelli che sono i valori vanno seguiti, non queste cose che alla fine, questi cattivi comportamenti che alla fine portano solo alla distruzione, ma di tutta la comunità. E noi sindaci comunque il nostro lo possiamo fare anche in questo senso, perché poi dopo è vero, le risorse e tutto quello che facciamo con l'azienda, tutto quello che viene messo in campo assolutamente ci vedrà sempre in prima linea, però anche l'idea di far vedere come si può collaborare tra comuni, per esempio, no? Come si può non essere invidiosi dell'altro, ma anzi fare il complimento all'altro che ha fatto una bella iniziativa, e perché no, un'iniziativa di un comune limitrofo può portare del bene anche al
al proprio comune. Sembrano passaggi così semplici, ma in realtà guardate che fino all'altro ieri c'era un campanilismo anche tra sindaci, addirittura all'interno degli stessi comuni tra le varie frazioni, e invece bisogna superare questa cosa qua. Mi viene in mente Povegliano, città del formaggio, sì, no? Con l'amico Nicola Collavo, che eravamo tutti quanti là e ci sentivamo comunque parte di un unico comune, sebbene non fosse il nostro. È bello, no? Vedervi... No, ma sì, sembra il prima e dopo, no? Come va bene e come non va bene, però vabbè, non importa. No, però allora anche a livello di associazioni, guardate il lavoro grosso che abbiamo fatto, devo ringraziare la mia squadra e il vice sindaco Roberto Fava e l'assessore Mestriner, che si occupano di associazioni e di associazioni sportive, perché in questi anni abbiamo cercato di andare oltre anche nel rapporto tra le associazioni. Una volta era un'associazione va via per la sua strada e l'altra va via per l'altra strada, e invece abbiamo cercato di fare un percorso comune tra associazioni in modo tale che ci fosse collaborazione. E guardate, io lo dico sempre, 1 più 1 non fa 2 nell'associazionismo, fa 3, perché in 2 riesci a gestire le cose molto meglio, riesci a darti i turni, riesci ad avere anche approcci diversi che possono essere di esempio l'uno per l'altro. Per cui la parola esempio deve essere, secondo me, deve tornare ad essere elevata. Mi verrebbe anche una domanda prima di chiudere. Abbiamo iniziato con gli alpini. Secondo voi far tornare i giovani anche al servizio militare potrebbe essere una... Bella domanda questa. Un'opportunità, diciamo, da dare? Sindaco, prima lei, dopo no, chiederò... mi toccava a lui, ho detto magari glielo chiede prima, è per un discorso di anzianità, va bene. No. Sai più vai che te dico. Io, guardate, allora, sono convinto, non so se sia il servizio militare la risposta, però credo che un periodo di disciplina obbligatorio debba essere fatto, ripeto, ma non lo so, non perché non creda nel servizio militare, ma semplicemente perché, come dicevo prima, i tempi sono cambiati e quindi magari andrebbe strutturata la cosa. Però io sono straconvinto che un anno a fianco alle persone disabili piuttosto che agli anziani, quindi un servizio civile anche obbligatorio, o comunque c'era anche prima e uno poteva fare il servizio civile piuttosto che fare il servizio militare, però un qualcosa che ti insegni che tutto quello che hai non è che sia dovuto e non è che sia la situazione standard. Io cerco di insegnarlo ai miei figli, poi dopo sono il primo a viziarli e sbaglio, mi rendo conto di sbagliare, però ecco, mi piacerebbe che loro capissero che non è tutto così, che non è tutto facile, che non è tutto dovuto e che ci sono persone che hanno bisogno ogni giorno, e credo che possa essere assolutamente utile anche un anno di un certo tipo. Come credo, perdonatemi se mi prendo altri 30 secondi, come credo che anche per taluni elementi che magari non si comportano proprio bene, ora non sto parlando di omicidi o di cose troppo gravi, perché lì io sapete che sarei molto più duro, ma per chi magari fa qualcosina contro il bene comune, sai, quegli atti vandalici, quelle robette là, ecco, magari fargli fare 4 o 5 mesi a seguire gli anziani in casa di riposo, piuttosto che alcuni istituti che abbiamo anche nella nostra provincia, magari capirebbero che quello che hanno fatto non va fatto. Sindaco? Sono in linea con Marco, nel senso che non è il mezzo, ma è quello che ci mettiamo dentro come importanza, come valore, insomma, sapere che la società è fatta di altri e che quello che tu fai all'altro, se lo fai positivo ti ritorna del positivo, se lo fai nel negativo ti ritorna il negativo. È proprio l'importanza anche di avere, siamo in un'epoca della cura, quindi dobbiamo tornare un attimo a curare il prossimo, curare quello che ci circonda, curarsi, perché poi, quindi mettere i giovani un po' lontano dai genitori, che a volte va bene, perché poi, ripeto, parte tutto da là, parte dalla famiglia. E in una situazione in cui possono comprendere che c'è sempre qualcuno o qualcosa che ha meno di te, quindi metterti nella riflessione di dire: oddio, sono fortunato e lo metto come valore. Secondo me è necessario e soprattutto utile. E chiaramente non si risolvono poi tutti i temi in questa maniera qua, però secondo me è lontano un po' da quelle che sono le abitudini generate
della propria famiglia, che per carità te ne dà, ma poi portate fuori, in cui ti misuri, ti confronti quando sei da solo, ma non solo, nel senso sei di fronte al tema, al problema e lo devi risolvere, in qualsiasi forma, arte o diciamo, ambito, secondo me serve. Io vi ringrazio Marco Della Pietra per essere stato con noi, ringrazio anche la maglietta, ringrazio anche Andrea Macari per essere stato con noi. Purtroppo sono in mezzo a 2 interisti, ma va bene lo stesso. Grazie davvero. Ringrazio anche Alessandro Granziera, Italo Morao, i 2 registi che ci hanno seguito in questa prima edizione. L'appuntamento per la prima edizione è per domani, grazie e arrivederci.